Questa trasmissione è offerta da Hotel Ristorante Pizzeria Corallo. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. I love it, so please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotion, no sexual. Una buona sera, eccoci con Telefriuli Estate e iniziamo questo percorso, questo viaggio in una località che è abituata a vivere l'estate fino in fondo. Lo vedete, questo è il viale pedonale, siamo all'altezza del civico 39 di via Udine e siamo al locale, al tagliere che ci ospita per la realizzazione di questa trasmissione. È una tranquilla serata, ma vedete che ormai le persone si sono già tutte organizzate per la cena e per il dopo cena. È una estate piuttosto scoppiettante, dai numeri scoppiettanti, e in questa puntata vi racconteremo alcune delle sfaccettature che caratterizzano la Lignano Sabbiadoro. Ma abbiamo anche il Giorgio Ardito, che è il presidente della società Lignano Pineta, e c'è anche il vincitore di una competizione assolutamente singolare. Io però vado da questa signorina o signora che si sta fumando una sigaretta e sta degustando che cosa? Un Ugo. Da dove arriva? Da Lignano. Quindi la conosci come le tue tasche? Assolutamente. Sei una persona che lavora in una delle attività lignanesi? Sì, lavoro in un bar qui vicino. Che estate è? È un'estate bella, diversa, però sempre qua a casa. Rispetto all'anno scorso si sente meno la pressione della pandemia? Sì, assolutamente, molto meno, soprattutto per quanto riguarda le mascherine, anche al lavoro siamo molto più liberi. Senti, che cosa significa essere lignanesi e lavorare a Lignano? Significa avere un bell'impegno, essere sempre a casa, però si sta bene qua, anche se ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro, però sempre casa è. Senti, i clienti sono in prevalenza italiani, vedi un certo tipo di ritorno? Sì, abbastanza italiani, però anche tanti austriaci, soprattutto comunque nei bar, c'è molta la loro presenza. Senti, nazionalità nuove che ti hanno colpito qui a Lignano? Ma ho incontrato anche qualche russo quest'anno e sì, devo dire che comunque ci sono anche molti turisti nuovi. E lei chi è? Lei è la mia amica Camilla. Camilla porta una canottiera che di fatto è una divisa. Ecco, Camilla, che cosa fai alla Lignano Sabbiadoro Gestione? Io lavoro in spiaggia, sono una specie di bagnina di terra, però è un'azienda molto grande che gestisce quasi tutti gli uffici spiaggia, quelli pubblici, e in questo momento io sono lo staff, se si può dire. E più che tanti tedeschi, anche tantissimi ungheresi. Io sto notando che ci sono un sacco di afflusso di ragazzi ungheresi, famiglie, tantissimi giovani. È bella piena Lignano quest'estate però, tantissimo, c'è un sacco di turismo. Si è partiti un po' prima dell'anno scorso? Sì, assolutamente. Già con questa Pentecoste che è accaduta prima, verso il 4-5 di giugno, si è riempita Lignano ed è rimasta bella piena per tutta l'estate. Senti, ma tu in spiaggia cosa fai? Per trovare Camilla, no? Sì. Per trovare Camilla che cosa bisogna fare? Io adesso sono alle vasche, ci sono delle vasche idromassaggio abbinate ai gazebi, che è un servizio incluso negli uffici spiaggia, e io sono lì, quindi gestisco la sicurezza, gestisco i gazebi, queste cose qua. È un lavoro abbastanza tranquillo, perché comunque è tranquillo, però allo stesso tempo ha le sue responsabilità. I rompini chi sono? I più giovani o i più anziani? Più anziani. Per cosa rompono gli anziani? Raccontami, che voglio dire, non hanno nessun tipo, sono in pensione, poi vengono qua in vacanza e poi? Vengono qua in vacanza ma sono stressati. Io do sempre un po' la scusa al fatto che veniamo da una pandemia che ha creato un sacco di stress sulle piccolezze. Vogliono sempre più servizi, per quanto Lignano ne offra tantissimi, non va mai bene.
quindi sono un po' stressati, però alla fine va benissimo lo stesso. Quanti anni hai? 18. Quindi hai già, non è maggiorenne, hai subito iniziato, è la prima stagione? No, è già la seconda, lavoro da quando ho 17 anni. E sei di? Lignano, sempre anch'io di Lignano. Allora ti lascio riposare, grazie a entrambe. Cos'è? Un Ugo, come mia amica. Quindi andiamo sempre di Ugo, Ugo Spritz Campari. queste sono le due massime. Esatto, questa qui è la hit dell'estate. La hit dell'estate. Grazie a Camilla Domiziana. e a Domiziana. Quindi di cocktail parleremo qui al locale Il Tagliere perché sono già pronti per mostrarcene alcuni. Allora io a questo punto vado da una persona che siamo abituati, ormai ci siamo abituati a vedere attraverso il nostro canale, una pietra miliare sempre mobile, il buon Lignano, il buon Giorgio Ardito. Pietra miliare, l'ho detto subito, mobile. Giorgio. Dai, bene Daniele, anche, ti do della pietra miliare anche a te, allora dai, siamo in due. Ma dai, una stagione che è partita alla grande, come gli austriaci tedeschi, i nostri cugini d'Oltralpe, insomma, sono soprattutto per l'ascensione Pentecoste Corpus Domini, sono arrivati in massa e niente, il bel tempo ci assiste, c'è allegria, sono tornati i grandi eventi, insomma siamo partiti con Cremonini, poi Maneskin, poi il Jova Beach Party che insomma è ripartito proprio da qui e niente, tante manifestazioni ancora, gli incontri con l'autore e con il vino sono partiti già un mese e mezzo fa, ma vanno avanti fino all'8 settembre, fra poco avremo anche Economia sotto l'ombrellone, domani avremo rete Radio 105 e Coca-Cola in piazza Marcello d'Olivo, una sorta di piccolo festival bar e niente, poi abbiamo l'animazione in spiaggia, quest'anno è partito anche un summer camp d'inglese che fa base al Pala Pineta e anche il Nordic Walking, il Water Nordic Walking che parte dal Bagno 2 bandiera tedesca. Ecco, dicevo e ti ho definito, lo ribadisco, pietra miliare perché tu conosci benissimo Lignano, in particolare Lignano Pineta. Mi puoi raccontare che metamorfosi ha avuto questa città? Beh, insomma, si è continuato a investire, non ci siamo mai fermati e questo, insomma, anche nei 2 anni di pandemia dove magari tanti hanno riscoperto l'appartamento, la seconda o la villetta, insomma la seconda casa che avevano qui a Lignano passandoci dei periodi più lunghi, ecco, delle estati precedenti, forse hanno veramente così... si sono accorti, ecco, che non ci siamo fermati mai, che abbiamo sempre continuato a investire, a migliorarci. Se avrai tempo passa dal Bagno 6 perché il mosaico che abbiamo inaugurato 2 settimane fa, grazie un po' alla bravura anche di mia sorella, la designer Lucia Ardito, ma anche degli specializzandi diplomati della scuola di mosaico del Friuli, quella di Spilimbergo, è un omaggio ad Afro Basaldella, ma è veramente una cosa strepitosa. Ecco, stiamo, perché i numeri sono piuttosto ancora alti, stiamo uscendo dalla pandemia. Con la pandemia che turisti sono stati recuperati? Beh, italiani, tanti italiani, però anche il nostro classico bacino della Baviera e dell'Austria, quelli che si sentivano sicuri venendo in un posto che conoscevano già e che poi insomma anche grazie a Promoturismo FVG e alla comunicazione, alla promozione che è stata fatta per spiegare, ecco, tutti gli accorgimenti che erano stati presi per una vacanza in sicurezza. Ecco, i numeri che cosa dicono, Giorgio? Ma i numeri sono buoni, chiaro, il tempo è sempre un fattore determinante, per cui insomma noi speriamo che continui così fino almeno a metà settembre. Chiaro, qualche acquazzone di notte magari tra le 3 e le 4 non dispiacerebbe sia per l'agricoltura sia un po' per rinfrescare, però insomma siamo contenti. I numeri del Passo Barca, come sai, sono anche quelli da record. Credo che quest'anno quel ferry boat che collega Lignano e Bibbione e lo collega, ecco, per i pedoni ma soprattutto per i cicloturisti, credo che supererà le 100.000 unità. Bei numerini.
Ma sì, dai, quella lì è una scommessa che è partita proprio per un'idea, un'iniziativa di imprenditori sia friulani che veneti, che ci ha permesso anche un po' di confrontarci su altri temi, che però abbiamo visto che soprattutto negli anni di pandemia ha dato un'alternativa, non essendoci grandi eventi, non essendoci così intrattenimento classico, ha permesso comunque anche alle famiglie di muoversi e di scoprire anche parti di allargare gli orizzonti, perché abbiamo visto tanti da Bibbione venire di qua e meravigliarsi della nostra località, ma anche viceversa, perché insomma le piste ciclabili che ci sono anche a Bibbione, ma poi soprattutto quello che a me fa piacere ricordare è il fatto che da quel collegamento lì sia partita l'idea e la volontà dell'assessore Graziano Pizzimenti di unire adesso da Muggia a Trieste, Trieste, Grado, Grado, Lignano e poi da Lignano Bibbione, da Bibbione sembra che si arrivi anche fino a Caorle. Beh, praticamente quella pista ciclabile Venezia-Trieste nei fatti esiste già. Grazie a Giorgio Ardito, credo che ci rivedremo presto perché vogliamo stringere l'obiettivo sul Lignano Pineta, realtà che ha molto da raccontare e il buon Ardito ci ha fatto un regalo, ci ha portato un vincitore di qualcosa di singolare. Buonasera. Buonasera. Lei è? Filippo Padovani. Allora, Padovani, ci diamo del tu? Ci diamo del tu sinceramente, sicuramente. Sì. Allora, intanto diciamo da dove arrivi, dove sei? Io sono di Pordenone, però vivo 6 mesi a Lignano ogni anno, bene o male ormai da un decennio o un po' di più. Coordino il servizio di salvataggio Lignano Pineta con Giorgio e anche con altre piscine. Quest'anno abbiamo fatto la 20ª edizione come anni e la 10ª come tempi di gara di questa competizione fra salvataggi. In sostanza i vari salvataggi di Lignano, quello di Pineta, quello di Riviera, quello delle Colonie, quello di Sabbiadoro e Bibbione anche, vengono ogni tanto, non quest'anno, si sfidano in delle gare stile Giochi Senza Frontiere. Quest'anno abbiamo fatto una gara di voga, una gara di nuoto e una gara di lancio del salvagente. Tutte e 3 le gare sono state delle staffette, è stato molto combattuto. Lo spirito di questi giochi è sia la promozione del soccorso acquatico, del soccorso in genere, che è molto importante per la salvaguardia della vita delle persone, e la collaborazione e la conoscenza fra appunto le persone che svolgono soccorso, che è fondamentale per la buona riuscita della salvaguardia delle vite umane. Ecco, voi e tu sei il vincitore. Io sono il coordinatore e capo servizio della squadra che ha vinto, che è quella di Pineta. Abbiamo vinto dopo un ex equo, perché alla fine delle gare c'erano 2 pari meriti al primo posto. Quindi è stata fatta un'ulteriore gara, una gara di corsa, per mezzo metro o anche meno siamo riusciti a strappare il salvagente come trofeo alla squadra di Sabbiadoro. Quante erano le squadre? Le squadre dovevano essere 5, poi per problemi legati alla gestione e a varie cose di servizio, perché purtroppo a fine servizio noi partiamo subito per queste gare per via del sole, eravamo solamente in 3, ma sono le squadre che nel corso degli anni hanno vinto questi giochi. Eravamo noi, la squadra di Riviera e la squadra di Sabbiadoro, che sono le 3 più grandi e con più possibilità di accedere a questi giochi con le persone. Noi in questo momento vediamo su questo viale le persone passeggiare, bel colorito, persone assolutamente rilassate che vengono di fatto vegliate quotidianamente da voi. Voi avete una grande responsabilità. Allora sì, è una cosa che molto ci tengo a sottolineare, non solamente per il pubblico che ci sente e che ci guarda, che alla fine l'opinione pubblica è quella che conta, ma anche per le persone che lo svolgono. È facile stare in spiaggia e lasciarsi distrarre o pensare che la bellezza del posto e il tipo di lavoro che facciamo con il mare e con l'acqua sia un lavoro da sottovalutare. Invece è tutt'altro, il salvamento, il soccorso acquatico è il primo servizio che viene dato alla spiaggia, è importante che le persone vengano formate, sia chi lo pratica come soccorso, sia gli utenti, perché il mare di Lignano, seppure molto sicuro, perché non ha grandi pericoli, è pur sempre acqua e quando c'è acqua ci può essere un pericolo. Io vorrei insegnare, sono una persona che si promette di insegnare assieme ad altri colleghi di altri tipi di soccorso la cultura dell'acqua, cioè il conoscere l'acqua e lo stare in acqua, di modo che gli incidenti o le possibili cose più gravi possono essere sempre di meno. Questa è Telefriuli Estate e con questo signore che coordina il servizio di salvamento
a Lignano Pineta. Voglio rivolgere una domanda, questa è una trasmissione che vuole essere leggera, di allegria. Quante vite avete salvato? Per tornare a argomenti molto seri, o quanti salvataggi, quanti soccorsi avete effettuato fino ad oggi? Allora, il numero all'incirca esatto non lo posso dire con certezza che all'incirca 10 salvataggi più seri vengono fatti ogni stagione, all'incirca ogni chilometro e mezzo barra 2. La verità è che se noi siamo bravi le cose proprio non succedono, infatti il nome giusto del servizio di salvataggio dovrebbe essere servizio di prevenzionaggio, che è anche una battuta che mi fanno le persone che lavorano con me. Il prevenire le cose prima che accadano, cosa molto difficile da insegnare e da applicare, perché la persona che non si rende conto del pericolo ti chiederà sempre come mai mi impedisci di fare una cosa, ma quelle cose là, ripetute continuamente, possono salvare sicuramente molte più vite che il singolo salvataggio spettacolare che avete visto magari in TV, in programmi o in film. Senti, concludendo, trovi ancora molta gente che non sa nuotare? Allora, il Covid ha sicuramente chiuso le piscine per 2 anni e la mancanza di accesso all'acqua, appunto sempre rientrando nel discorso di cultura dell'acqua, è un mezzo di locomozione l'acqua in Italia. Siamo una penisola, siamo pieni di laghi, pieni di mare, pieni di piscine, la gente deve saper nuotare, dovrebbe essere messo obbligatorio per legge un corso tutti quanti perché c'è un sacco di acqua. Ora come ora non ho visto problemi di questo tipo, temo che in futuro questi 2 anni di pausa delle piscine, che non devono mai essere bloccate se possibile, influiranno sui futuri nuotatori. Grazie di cuore per quello che fate, era responsabile del servizio di salvamento della spiaggia di Lignano Pineta. Noi siamo a Sabbia d'Oro, ma ringrazio di cuore sia il dottor Ardito che questo signore che ci ha appunto illustrato la vittoria su altre squadre di salvamento, ma ci ha anche detto qual è il servizio di accoglienza ma soprattutto di prevenzione. Ben volentieri sposo quello che ci ha detto questo signore pochi istanti fa, proprio per scongiurare, sarebbe bellissimo arrivare a 0 soccorsi sulla spiaggia di Lignano, Sabbia d'Oro, Pineta e Riviera. Credo che noi adesso possiamo fermarci per la prima pausa pubblicitaria e poi riprenderemo la trasmissione qui dal locale al Tagliere, proprio sul viale pedonale di Sabbia d'Oro. It's like a flower with a little bit of tender. It's like a flower with a little bit of tender. Ed eccoli altri 2 turisti, Roberta e Alex. Intervisterò Roberta mentre Alex gliel'ho chiesto molto volentieri, ho chiesto di vegliare sulla sua metà. Allora, intanto arrivate da? Cervignano? E siete qua in villeggiatura? No, siamo qua a fare un giretto. Com'è Lignano, se dovesse farmi una valutazione? Allora, diciamo la verità che io ero da molto tempo che non frequentavo Lignano, quindi diciamo che adesso è da tanto che non venivo ed è più animata in confronto a una volta. Però c'erano i 2 anni di Covid, quindi c'è di mezzo quello, quindi non... Ecco, mi dite Cervignano, io penso a Grado, invece avete scelto... Abbiamo scelto, Grado è niente a togliere a Grado, che è comunque una bellissima isola, però è più per i vecchi. Ok? Posso dirlo? L'ha detto ormai. L'ho detto. Quindi qua ci sono più localini un pochettino più alla moda, dai, anche negozi e tutto. Se devi farti una passeggiata dopo una giornata di lavoro, decidiamo di più di venire a Lignano. Posso chiedervi cosa avete mangiato? Non abbiamo ancora mangiato niente, abbiamo Avete solo bevuto? 2 spritz per ora. E l'orientamento della serata è mangiare cosa? Carne, assolutamente carne. Alex è goloso di? Tutto. Mangia tutto. Tutto. Però io sono carnivora, quindi io ho bisogno di carne, quindi mi devi portare a mangiare la carne. Carne sia. E carne sia. E carne sarà. Carne sarà. Le vacanze, quelle un po' più lunghe, le farete qui in regione, visto che la nostra trasmissione si chiama Telefriuli Estate? Allora, io ho una sola settimana di ferie in tutto l'anno e quest'anno per la prima volta nella mia vita mi porta all'estero, quindi andiamo in Grecia. Quant'è che state assieme? Amore, mi sbaglio sempre la data. Natale. No, dicembre. 7 mesi. Ah, una roba fresca fresca. Ma però ci conosciamo da quando abbiamo 17 anni. E la scintilla è scoccata quando ha voluto, insomma.
Sì, anche se lui mi ha detto che c'è stato un incontro nel 2016 che io non ricordo, quindi c'è un problema. Non era il momento. Non era il evidentemente. momento. Al momento. Era un momento di amnesia. Era un momento, vedi che io non gli do il microfono, che ho detto non ti intervisto perché se no... che lavoro fai? Questo posso chiedere? Ostia, pompiere. Lo so, ci siamo visti qualche volta in qualche intervento a Sarvignan nella zona. Udine. No, però è mai stato al distaccamento di Servignano? Sì, ma a fare sostituzione. Ma la mia sede è Udine. Ovviamente salutiamo i nostri fratelli vigili del fuoco con i quali ho condiviso tante notti in tanti anni di cronaca nera. E invece tu? Io lavoro al Tiare, al centro commerciale Tiare, negozio. Commessa. Messa. Allora, abbiamo menzionato Grado e una nostra telespettatrice ci ha fatto arrivare, ed è Paola Maiocchi, delle immagini di un tramonto magico in quel di Grado, ripreso con degli scatti dalla cima dell'Hotel Palace. Quindi andiamo con queste immagini. He's like a powerful with a little bit of tender. He's like a powerful with a little bit of tender. Terza parte di Telefriuli Estate, ci stiamo gustando il viale pedonale del capoluogo balneare friulano e questa è il sindaco di Lignano che io ho il piacere di intervistare per la prima volta in questa trasmissione che vuole essere anche un modo per rilassarci e parlare delle nostre località. Oggi vogliamo celebrare Lignano. Sindaco, per lei è il primo, per te, visto che abbiamo detto che possiamo darci del tu, è la prima estate da sindaco. Con che emozione, con che forza si affronta questo incarico? Buonasera intanto. Sì, è la prima estate da sindaco, è il primo mese da sindaco e devo dire che è un'emozione veramente grande. È iniziata a stagione già avviata, di conseguenza gli impegni sono stati tanti, le manifestazioni che abbiamo dovuto affrontare sono tante, erano già state avviate dalla precedente amministrazione, in particolare i grandi concerti, Maneskin e Giovanotti, che hanno richiesto sicuramente molto impegno e molto dispendio di energie. Adesso continuiamo, siamo con i migliori propositi perché insomma la città, soprattutto nei fine settimana, c'è molta gente e anche nelle giornate che vanno dal lunedì al venerdì, comunque il mese di giugno è stato un mese dagli ottimi risultati e ci aspettiamo lo stesso anche per i mesi di luglio e di agosto. Ecco, senti, da lignanese vorremmo fare un po' di amarcord. La Giorgi da piccolina andava con il papà che
ci guarda da lassù e la mamma, andavate in spiaggia, che ricordi hai? Io ho dei ricordi meravigliosi di Lignano da piccola, in realtà mi ci portava mio nonno in spiaggia perché papà e mamma lavoravano come tutti i lignanesi, però era un luogo in cui si viveva molto bene e devo dire ci aveva la sensazione di vivere in un principato, perché come dicevi Lignano, quantomeno in Friuli, tutti spalancavano gli occhi. Lignano è cresciuta molto velocemente ed è cresciuta molto bene. Io ringrazio non solo mio padre ma tutti gli amministratori dell'epoca perché mi hanno lasciato un bel posto in cui crescere e in cui vivere, e questo è anche una delle ragioni che mi hanno spinta ad accettare questa carica, perché anche da mamma in questo caso vorrei che le future generazioni, comprese le mie figlie, potessero dire lo stesso un domani. Ecco, e la Giorgi che Lignano sogna nei prossimi 5 anni? È una Lignano vivibile, sostenibile, che rispetta il verde, che rispetta l'ambiente che la circonda, ma una città che sicuramente poggia tutta la sua economia sul turismo, un turismo che noi contiamo di diversificare e che non resti solo ed esclusivamente balneare. Però anche una città estremamente vivibile durante tutto il resto dell'anno, perché oggi Lignano effettivamente può vivere 12 mesi all'anno e ha una comunità e una struttura sociale importante che possono permettergli di farlo. Allora, noi con la Giorgi sicuramente ci rivedremo, adesso sta prendendo ovviamente le misure, lo ha detto, è stata eletta a stagione balneare avviata e quindi chiaramente penso, e poi vado da quel signore là che sta aspettando, perché lui mette la camicia bianca per evidenziare la sua abbronzatura, Brini è uno stratega da questo punto di vista. C'è una cosa che le piacerebbe vedere realizzato nell'estate 2024, firmata Sindaco Giorgi? Lignano città dello sport è una cosa che mi piacerebbe vedere realizzata. Ecco, tra l'altro il signor Sindaco, Sindaco o Sindaca? Sindaco. Sindaco, ecco, la postura è lei giocava a pallavolo. Io ho sciato da ragazzina, i miei primi passi sportivi sono stati lo sci. E con altre lignanesi ci contendavamo la coppa sociale, dico la verità. Lo Sci Club è forse una delle prime associazioni, e in questo caso Elia Zoccarato veramente è un monumento da questo punto di vista, presidente da sempre dello Sci Club. Dopodiché mi sono dedicata alla pallavolo e ho giocato per tanti anni fino alla C1 dal Lignano Latisana, che quella volta insomma univano le loro forze. Sindaco, grazie, intanto buona serata e io vado dal buon Brini, aspetti che così poi ci salutiamo. Brini che è assessore al turismo e alla sicurezza, un'altra figura particolarmente consolidata nel panorama lignanese, Brini. Ma direi di sì, anche perché grazie alla Sindaco Giorgi che ha voluto dare una continuità a quello che era il precedente assessore al turismo, sono qua per continuare con le manifestazioni, i grandi eventi e tutto quello che insomma a Lignano si può fare e che viene apprezzato tantissimo dai turisti. Brini, ecco, che estate è per i lignanesi, con il Lignano che di fatto ha una grossa presenza di turisti italiani? Sì, è una bellissima estate anche perché parlando con gli operatori sono tutti stracontenti e vedete anche da soli che tutti i pubblici esercizi, bar, ristoranti sono pieni, gli appartamenti sono pieni, gli alberghi diciamo che marciano a un livello di copertura di circa il 90%, per cui è una grandissima stagione. E anche perché la gente poi ha voglia finalmente di uscire in tutta tranquillità e Lignano sotto questo punto di vista lo può permettere senza grossi problemi. Io ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Altrettanto a voi e un saluto ai telespettatori, venite a Lignano che troverete sempre qualcosa da fare, voi per le tante manifestazioni che facciamo, ad esempio Lignano in moda, l'Air Show, i fuochi artificiali, quindi troverete sempre qualcosa da fare qua a Lignano e vi aspettiamo. Grazie di cuore all'assessore Brini e auguriamo un buon lavoro. Adesso andiamo dal rappresentante di Confcommercio e qui abbiamo delle domande ma soprattutto dei dati. Vorrei partire da una tua iniziativa
per quello che è il riposizionamento degli ombrelloni. Come si chiama? Sì, si chiama semplicemente un reselling degli ombrelloni in spiaggia, però bisogna fare un passo indietro e capire da dove nasce questo reselling, che è una proposta che abbiamo fatto ai concessionari e qualcuno chiaramente di buon grado l'ha anche applicata già da quest'anno. Sostanzialmente con la pandemia c'è stata una richiesta molto più elevata rispetto al passato sia di unità abitative a livello stagionale e di conseguenza anche di ombrelloni stagionali o comunque per lunghi periodi. Chiaramente queste unità abitative che venivano prese per lunghi periodi o stagionali non hanno un'occupazione costante, quindi molto spesso vengono utilizzate solo durante il fine settimana o nelle periodi centrali di luglio o di agosto, quindi molto spesso la gente che andava in spiaggia trovava una situazione di tutto esaurito dovuto al fatto che c'erano meno ombrelloni per i distanziamenti, l'ordinanza che impediva l'utilizzo del bagnasciuga eccetera eccetera, trovava la spiaggia piena ma in realtà molti ombrelloni non erano occupati e quindi erano chiusi. Quindi l'idea che mi è venuta, studiando un po' anche quello che succede in giro per il mondo, in realtà non mi assumo certamente la paternità dell'idea, era quella di riposizionare e rivendere quanto non utilizzato, chiaramente con un sistema ufficiale, con la collaborazione dei concessionari. Questo permette chiaramente di mettere a disposizione dei turisti un numero superiore di ombrelloni e magari anche di rientrare in qualche spesa da parte di chi l'ombrellone l'ha affittato e non può utilizzarlo. Guerin, allora noi siamo davanti a un locale, lo ricordiamo e lo ringraziamo per la ospitalità al tagliere. Guerin, dobbiamo dare qualche numero in termini di occupazione, di fatto siamo a metà della stagione. I numeri che cosa dicono? Certo, dati ufficiali ancora non ne abbiamo, però chiaramente conosciamo quelle che sono le occupazioni delle nostre strutture, soprattutto quelle alberghiere in realtà, perché come dicevo prima tutto quello che è extra alberghiero, soprattutto per le affittanze stagionali, purtroppo non è censito a livello numerico dai dati statistici. L'occupazione alberghiera è partita con il piede giusto, quindi siamo partiti già con l'ascensione alla Pentecoste con numeri molto elevati. Durante la settimana magari c'è una lieve flessione, però devo dire che l'occupazione rimane molto alta. I tabelloni sono belli pieni per i mesi di luglio e di agosto, chiaramente stiamo vivendo ancora con l'incognita legata al Covid, in quanto purtroppo i numeri che noi leggiamo tutti i giorni e che ci date anche voi tutti i giorni sono in costante aumento e così anche possono venire le cancellazioni, perché molta gente purtroppo deve rimanere a casa in quanto positiva o magari ha dei contatti stretti positivi. L'occupazione, come dicevamo, è molto alta e ci auguriamo rimanga tale, ecco. Quindi siamo fiduciosi per quanto riguarda il proseguo della stagione. Allora io ringrazio il rappresentante di Confcommercio Guerin, ci rivedremo perché vogliamo tirare la linea e dare dei dati piuttosto belli che riguardano Lignano. Grazie Guerin e buona stagione. Grazie, buona serata anche a voi, grazie. E dal viale, vedete come mi spinge, adesso a questo punto lo faccio. Questo lo conoscete? Buonasera, ben ritrovati. Perché spingi? Uomo di Mischia abituato sempre a spingere e noi il rugby l'abbiamo portato qua a Lignano sabbia d'oro, perciò spingiamo, soprattutto i giornalisti di estrazione rugbista, perché tu ormai da una vita sei un rugbista. Grazie Stocco, ma io da te torno fra pochi istanti e da qui dal viale Udine, viale pedonale, siamo sempre davanti al tagliere a Lignano, da dove stiamo trasmettendo. Vorrei lanciarvi veramente una clip che il nostro Snidero ha preparato, ovvero sia il raduno triveneto degli alpini che si è svolto ad Asiago, un minutino con una musica inconfondibile, quindi andiamo con queste immagini che ci ha gentilmente inviato Alessandro Flabane, che è un componente degli alpini della sezione di Pordenone.
Allora, eccoci qua, prima aveva spintonato mentre stavo facendo le mie riflessioni, ma c'è una notizia, è arrivata la signora Nadia Pisu, che salutiamo, che è la moglie del qui presente da ben 23 anni, lo ha detto quasi con sofferenza. Ciao Nadia. Ciao. Come si comporta l'individuo? Bene, bravo, dai, obbedisce. Ecco, per paragonare il vostro rapporto a un momento del rugby, come lo è sempre una mischia? È una mischia continua. Beh, la Pisu ha una capacità di improvvisazione. Vero? Sì. Buonasera. Buonasera, però questa non vale, Cioè, va bene che noi siamo anche per il rugby femminile, però introdurre la moglie prima è un colpo basso. Così. Ti ho preso un po' in contropiedi. Senti, che cosa succede a fine luglio a Lignano? 30 e 31 luglio, finale della Coppa Europa di Beach Rugby maschile e femminile alla Beach Arena, che quest'anno è spostata sulla spiaggia del Bell'Italia, e abbiamo la crema dell'Europa che viene su questa nostra spiaggia a mantenere alto il livello del rugby. Tu sai che ormai sono 27 anni che il beach rugby è a Lignano Sabbia d'Oro, siamo partiti prima con i tornei internazionali, poi il campionato italiano e ormai già dal 2005 questa internazionalità della Coppa Europa che rende felice noi organizzatori, ma soprattutto l'amministrazione di Lignano Sabbia d'Oro che ci supporta insieme alla regione, perché siamo riusciti veramente a creare un bel livello sportivo di qualità e di attenzione da parte del pubblico che si diverte. Da dove arriveranno le compagini del rugby? Arrivano da tutta Europa, partiamo dal Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, dall'Austria, abbiamo anche addirittura dall'Iran e dalle Antille olandesi, perché come il basket anche il beach rugby può far qualificare squadre da fuori Europa. Ovviamente l'Italia è rappresentata da ben 3 squadre, i campioni d'Italia dei Crazy Crab di Frascati, Roma, dal Padova Beach, che è una selezione ad invito importantissima che da anni gioca ad alto livello in Coppa Europa e quindi fa ben figurare l'Italia, e anche da una rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, dal Forum Iuli, che 4 anni fa era riuscito a raggiungere il 5° posto nella finale. Quest'anno speriamo di riuscire a entrare nel medagliere. Comunque è importante che ci sia la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, che sarà rappresentata anche dalla parte femminile, questa è la vera novità. Poi non dimentichiamo, ma questo è il suo compito, l'importante replica della presenza media ufficiale partner di Telefriuli con la sua diretta, è già il 3° anno della diretta di tutte le finali della domenica, e il commentatore sarai tu. Caro Stocco, dalle 14 alle 17 del 31 luglio. Esatto, alle 14 inizieremo con la presentazione, le interviste, avremo ospiti illustri sia di Lignano che della regione che del rugby internazionale, e poi dalle 14:20 iniziano le finalissime. Allora io ti ringrazio per la presenza, saluto ovviamente tua moglie e un pensiero anche a vostra figlia Chiara. A Chiaretta, quindi l'ho vista crescere e adesso quanti anni ha? 20 anni. Quindi venerdì ha compiuto 20 anni, quindi tanti auguri Chiaretta con un giorno di ritardo. Noi adesso stiamo per addentrarci all'interno del tagliere perché vogliamo capire qual è la proposta enogastronomica in questo, che è un locale che nasce come vinoteca, ma c'è anche qualcosa da mettere sotto i denti. Però prima vorrei chiudere questa parte, se il nostro genitore è d'accordo, con delle immagini che ho realizzato io a Buia, dove c'è stata la festa di Sant'Ermacolo e Fortunato, che si è conclusa, festa organizzata dalla Proloc e delle associazioni di Borgata, si è chiusa con un grande spettacolo pirotecnico. Chiudiamo con questo e poi ripartiamo.
set it high. You better take it easy, cause the place is on fire. It's been a hard day and I don't know what to do. Wait a minute, baby, had it happen to you? So now, look out for the baby. Hey, hey, so glad we made it. Now, give me some loving. Give me some loving. Give me some loving, please. When my feet start to, everybody get tight. Make it take it easy, cause the place is on fire. I don't know what to do. When the color relax and everybody Ed eccoci con la parte enogastronomica, siamo al tagliere di Lignano Sabbiadoro, siamo in via Udine, Civico 39, vedete ci sono tante austriache, siete là a Österreich? Ja, Where are you from esattamente? Niederösterreich. Niederösterreich. Quindi sono dello stesso paese, più o meno. Direi di sì. Direi di sì. Excuse me, drink, li offriamo, posso offrire? Prego. Quindi l'Italia si è destra e quindi dovete fare un cin cin, posso? Glielo faccio? Ecco, fate un cin cin e poi potete... no, cin cin, cin cin. Grazie Snidero. Questo, prego. Bitteschön. Com'è? Sehr gut. Sehr gut. Ha detto che è buono, sono le uniche parole di austriaco che so. Però no, beve, trinken. Vieni. Allora potete mettervi di là perché sennò impaliamo la telecamera, grazie ragazze. Allora io vado a questa signora, con le austriache siamo andati fuori pista. Ti chiami? in Italia, Vanessa. Cognome? Baldini. Allora, di fatto qui hai la responsabilità del negozio, di questa che di fatto è una vinoteca. Sì, un wine bar diciamo, in cui anche facciamo qualcosa da mangiare per accompagnare ai vini, alle birre, ai cocktail che abbiamo scelto. Su questi vassoi che cosa trova il turista? Su questi vassoi trova un po' di cose che abbiamo selezionato dal territorio, quindi dal crudo di San Daniele al salame friulano, al guanciale stellato carnico, per passare al baccalà mantecato, a un carpaccio di spada, burrata e alice marinata, il classico crudo e melone che va sempre bene, una tartare di salmone e poi quello che è il nostro cavallo di battaglia che nasce per essere condiviso tra gli amici al tavolo, quindi un buon bicchiere di vino e un buon tagliere misto di salumi e formaggi. Ecco, la materia prima da dove arriva? Allora, la materia prima è molto ricercata, complice anche il mio vecchio lavoro che è stato quello di lavorare in una salumeria per 16 anni, quindi parto da una qualità che è particolarmente alta, quindi la mia idea è quella di avere dei prodotti qualitativamente alti, dalla bufala campana a quello che possiamo selezionare, lo selezioniamo sicuramente in regione, e quello che invece non possiamo selezionare in regione andiamo su caseifici oppure prosciuttifici o selezioniamo una mortadella emiliana bolognese di prima qualità. Con gli stranieri vediamo varia scelta, per che cosa vanno pazzi? Mortadella e prosciutto crudo di San Daniele sicuramente, cioè proprio lo chiedono al primo colpo. E allora c'è il sommelier, allora caro sommelier, allora, alle austriache abbiamo dato 2 calici. Abbiamo dato 2 calici di vino, stiamo sempre in Friuli ovviamente, prediligiamo la scelta dei vini friulani. Andiamo sul Coglio con Venica, azienda conosciuta penso in Friuli e in tutta Italia, un friulano. Invece dall'altra parte andiamo verso Cividale, Paolo Rodaro, azienda anche questa storica, linea alta, Romain, anche lui tiene varie linee nell'azienda come altre cantine. Poi a noi ci piace comunque anche andare un po' fuori regione. Sconfiniamo, andiamo in Trentino, un Trento Doc, una bollicina che conosciamo tutti penso, un Ferrari Perlé che è molto apprezzato dai turisti tedeschi diciamo,
E poi invece qua abbiamo un vino nuovo, diciamo, che abbiamo scelto, e invece un Truant Rosé. Qua restiamo in regione e andiamo a San Daniele del Friuli. Diciamo che come vini abbiamo cercato di coprire un po' tutta la zona del Friuli, dal Carso Triestino, i Colli Orientali, alla Grave, al Coglio, e dopo abbiamo qualcosa di estero, champagne, dei vari tipi di cremanta anche. Oltretutto abbiamo, sì, ripeto, tanti vini anche nazionali, del sud Italia, andiamo al Vermentino in Sardegna e altri vini anche campani, per dire. E guardate come vivo questo rosé nel primo piano del nostro Snidero, e poi c'è questo signore che arriva direttamente da Santa Maria la Longa. Esatto, sono Matteo Bon, arrivo appunto da Santa Maria la Longa e come ha già detto la mia collega Vanessa, non accompagniamo i nostri piatti solo col vino ma anche con dei drink. Io ve ne propongo 3, partendo dal più classico amato dagli italiani, americano. Poi c'è la nostra proposta dell'estate, Campari Orange, che è 4,5 CL di Campari e 9 CL di succo d'arancia e un paio di gocce di albumina per creare questo effetto spuma, e uno dei nostri gin tonic, ne abbiamo 38, che vanno dal più secco a quello con più botaniche. Ne abbiamo molti italiani, londinesi, ma anche giapponesi che vanno molto di moda e sono anche molto buoni, molto ricercati. Giapponesi, molto ricercati. Questo con cosa è fatto? Questo qua è un Hendrix Tonic, appunto un gin con della tonica mediterranea, che è una delle toniche più neutre che abbiamo, appunto per sentire tutte le botaniche del gin. Viene preparato con 4,5 CL di gin e poi viene accompagnato con la bottiglietta di tonica a parte, in modo tale che il cliente possa dosare la quantità di tonica a piacere. A piacere sempre vengono messi ad esempio un paio di chicchi, di cardamomo, di pepe, scorza di lime, scorza di limone, scorza di arancia. Abbiamo detto praticamente tutto. Io diciamo che possiamo chiudere qui da Lignano Sabbiadoro, dal tagliere. Un saluto a Emanuel che non c'è ma è tra noi. Salutiamo le due dame arrivate direttamente dall'Austria e stanno ancora degustando questi impegnativi vini, perché da quelle parti non hanno il vino buono come dalle nostre parti. Assolutamente no. Grazie a Vanessa. Noi torneremo a Lignano, Telefriuli Estate si chiude qui con tutto questo ben di Dio. Sembra veramente una tavolozza di un grande pittore, colori, arte, e vedete quell'uomo con la maglia rossa che si è quasi incantato davanti a questi profumi. Grazie Francesco Snidero per il supporto tecnico, grazie ancora agli amici del tagliere, alla prossima. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Your love is so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. You know I love it so, please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Questa trasmissione è stata offerta da Hotel Ristorante Pizzeria Corallo.